Alexander Berger, best player against Calcedonia Verona. How do you feel now? I feel very good. It was a very tough game with a lot of emotions, and especially after the first set, it was a great match from our whole team and staff that we came back so good, and it feels very good. Also for serve, for a block, now Padova is a real strong team. Yeah, we played good today, and we have to play all the games like this, and it feels good. Thank you. Visto che è San Valentino, c'è una dedica particolare da fare a questa... Principalmente a Tao, che tutti i giorni... No, a Lucy, una dedica speciale a Lucy che era tutta vestita di rosso oggi, San Valentino. Possiamo festeggiare tranquilli stasera, dai. A parte gli scherzi, una grandiosa partita contro una squadra che sulla carta è una favorita, insomma, tra le grandi. Sì, loro sicuramente si sono presentati come una delle 5 migliori squadre del campionato. Oggi, anche se loro mancavano 2 giocatori, comunque noi siamo stati molto bravi perché loro hanno molto ricambio, hanno dei bravissimi giocatori, e complimenti a noi perché anche nei momenti difficili, dove la partita era diventata difficile, siamo stati molto più bravi di loro a mantenere la testa fredda. Soprattutto si è visto che a un certo punto si è tirata fuori, chiamiamola così, la grinta. È stata una caratteristica fondamentale soprattutto degli ultimi 2 set. Sì, diciamo che finora non avevamo fatto vedere quello, però oggi quando la partita era diventata calda, molto calda, siamo stati molto bravi a noi, fare fronte a quella situazione e portare gli ultimi 2 set e i 3 punti a casa.